Prosegue la preparazione della Nuorese in vista della prossima sfida che domenica la opporrà al Fertilia. Un impegno che la Nuorese vuole onorare fino in fondo, uscendo imbattuta dal campo di una delle rivali per la vittoria del campionato. Un Fertilia che vuole assolutamente vincere per posizionarsi al secondo posto e affrontare nei playoff il San Luri, che recentemente ha superato col punteggio di 5-0. Ma torniamo indietro di alcuni giorni. Anche oggi vi proponiamo le parole a caldo dei protagonisti della promozione in Serie D. Tommaso Puddu, centrocampista della Nuorese, è una grande gioia oggi. Avete coronato un sogno forse sperato, ma che oggi è realtà. Sì, era un sogno. Siamo partiti che dovevamo vincere questo campionato e basta. Abbiamo vinto con 2 giornate d'anticipo e di meglio non potevamo sperare. Quindi siamo a 1000. Felicissimi. Un grande gruppo questo, hai giocato con tanti tuoi compagni con cui sei cresciuto, insomma, avete qui a Nuoro dimostrato quanto valete. Sì, abbiamo fatto un gran campionato, penso. Abbiamo sempre mai avuto qualche partita un po' dove siamo andati un po' male, ma abbiamo sempre recuperato, giocando, facendo il nostro gioco. Abbiamo fatto un gran campionato e è giusto che abbiamo vinto noi. Antonio Sai è uno dei protagonisti di questa vittoria, insomma, non solo difensore del Roccioso ma anche all'occorrenza goleador, insomma, l'ultima rete a Cagliari contro il progetto Sant'Elia. Sì, no, sono contento per l'anno che abbiamo fatto tutti insieme, perché abbiamo un grande presidente che ci ha... Sono contento perché abbiamo un grande presidente, un grande mister, una grande squadra, caratterialmente, calcisticamente. Niente, è andata così, sono felicissimo perché abbiamo vinto un grande campionato, perché l'anno prossimo sarà una Serie D importante, quarta divisione, sarebbe una C2 e niente, sono contento anche per il mio anno che ho fatto, il mister mi ha dato questa possibilità, che mi ha chiamato a giocare con lui e sono venuto molto volentieri subito col mister.